È da richiamare. Esatto. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A New York, torniamo qui da noi, Pesaro 2024. Tu hai fatto un lavoro di inchiesta vero e proprio intorno a una vicenda della quale hanno parlato in pochissimi, credo solo tu, sostanzialmente, e pochi E altri. Carlino, E il resto del Carlino. Carlino. Quindi in cronaca locale. Allora, hai ricostruito, e lo dicevamo appunto in qualche puntata fa degli scorretti, un quadro particolare, ma che ci dava l'idea di una vicenda ben più ampia e strutturale, cioè attraverso quel racconto di Pesaro, del sindaco Ricci, esponente di primo piano del PD, eccetera, eccetera, tu ricostruisci un qualcosa che ha la validità di uno schema generale, no? Perché questo veniva fuori da lì. Un aspetto strutturale. Espone degli interrogativi di tipo generale Mm. che
vengono dalla stessa linea scelta da Ricci. La Ricci sostanzialmente cosa dice? Sì. Io da sindaco mi sono preoccupato di disegnare, a proposito di Pesaro capitale della cultura, il contorno del che cosa fare. Poi di come è fatto, di chi lo fa e di quali costi abbia, non me ne importa nulla e non so nulla. Allora la domanda è, ma io eleggo qualcuno perché si pigli la responsabilità di governo o eleggo qualcuno che dice a un funzionario più o meno fai così e se ne frega? E quindi la burocrazia è più forte della democrazia? Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, perché per decenni la magistratura italiana ha detto che il politico, e l'ultimo caso è quello di Giovanni Toti, non può non sapere, e nel caso di Pesaro invece il politico può addirittura dire che il suo uomo di fiducia, che lui assume senza titoli e senza concorso, come suo braccio destro, social manager ed organizzatore degli eventi, può destinare i soldi, alcuni dei quali a se stesso medesimo, e il sindaco non saperne nulla. Questa è la domanda. La magistratura di Pesaro sta facendo sequestri, indagini, perquisizioni, gira intorno ai politici, ma sui politici non piglia provvedimento. Siamo arrivati al punto che Ricci scrive a una banca: dateci i soldi per fare una manifestazione. La fatturazione di quei soldi viene fatta da una società che Ricci dice di non conoscere, e i soldi della sponsorizzazione finiscono in tasca al braccio destro di Ricci, il quale nel frattempo ha registrato il marchio della manifestazione e se lo fa pagare. Questo è il quadro. Non c'è alcun provvedimento sui politici, ma soprattutto non c'è un collega che sia uno. Carlo, ti abbiamo perso telefonicamente. Ti stavo giusto chiedendo, non so se mi senti adesso o se la regia è in grado di richiamare Carlo Cambi, perché è una puntata un po' tormentata questa. Carlo è in viaggio in auto, ma mi veniva da chiedere appunto in che modo perlomeno il resto del Carlino ha ripreso la vicenda. Carlo, ti abbiamo perso per 30-40 secondi, non ti abbiamo Ora sentito. c'è un po' di gallerie e spero che comunque avevo finito la considerazione. Cioè, a me quello che stupisce non è tanto la cautela della magistratura, che secondo me sta facendo ottimamente il suo mestiere, perché io odio i magistrati d'assalto. A me piacciono i magistrati che ragionano col codice e con la testa, ok? Ma mi stupisco dei colleghi, però. Ecco, questo ti Ora stavo c'è dicendo. Galleria, se vado via mi riprendi alla No, fine. questo ti stavo dicendo questo, Carlo, perché tu dicevi il resto del Carlino, ok, e gli altri? E gli altri? Mm. Cioè, è possibile che No, poi giornale... scusami Carlo, questa è una vicenda che ha per forza un carattere, diciamo, nazionale. Intanto perché è strutturale, questo è stato un candidato segretario nazionale del PD, appunto, e poi è sempre in televisione. Certo. No? Cioè, soprattutto nelle reti Mediaset, diciamo, no? In particolar modo. Infatti qualcuno dice che abbia, come dire... Ti abbiamo perso, Carlo. Sul più bello ti perdiamo. Allora, non so se la galleria ci ha inghiottito e per quanto tempo ci possa, diciamo, tenere in ostaggio, però stavi dicendo, Carlo? Di ambasciatore tra T e Mediaset. Cioè, scusami, Carlo, ho solo intuito... No, prego. Stavo dicendo che si dice nella biografia di Ricci che lui abbia ottimi rapporti con Mediaset, ma questo non fa fatto. Il tema è il giornalismo d'inchiesta: finché non c'è la velina della procura non si muove, questo è il tema. E quindi hanno ragione i giudici di Brescia, e torniamo alla vicenda di Erba, strage di Erba, hanno ragione loro. Hanno ragione, è che noi facciamo di tutto per fargli avere ragione. No, l'hanno scritto nero su bianco, quindi hanno ragione. Devo dire a questo punto che hanno ragione loro.
e che se tu esci da quel binario lì poi rischi magari anche qualcosa, perché Carlo, adesso chi te lo fa fare di romperti le palle intorno al sindaco Ricci? Lascia perdere e il mondo va avanti lo stesso, no? Ma diciamo che questo consiglio mi è anche arrivato. Non ne dubito, Carlo, e magari da fonti ben più importanti che non la mia. Però, insomma, è logico che stiamo dicendo una bestialità, perché con questo metodo il giornalismo non esiste più. Tra l'altro, voglio dire... Ma mi fa ridere, capisci? Che poi ci sono dei parlamentari, dei politici, io a volte incontro nel talk show, che strillano alla democrazia violata, che strillano al fascismo. Ma questo che cos'è? Se non un conformismo fascista. Allora, Carlo, se tu sei d'accordo, io sentirei anche chi ci sta ascoltando. Chi vuole intervenire può farlo chiamando allo 02 92 94 7222 oppure mandando messaggi via WhatsApp audio, nel caso Francesco dalla regia li manda in onda, al 340 6709 659. Saluto Francesco che si è messo a ballare sulle note di Zorba il Greco, mi scrive, insieme alla compagna, e questo mi rende felice. Mi rende felice perché abbiamo fatto una bella cosa. La felicità è Sirtaki, Uzzo e Sublaki, va bene? Bellissimo, una bellissima triade. Intanto, Carlo, esulando da questi argomenti, di cosa ti stai occupando in questi giorni? No, in questi giorni mi sto attivamente occupando di agricoltura, come al solito, perché gli attacchi al nostro Made in Italy che arrivano dall'Europa sono reiterati. Guarda, ieri ero ai 100 anni del Chianti Classico, primo consorzio di Stella d'Italia come data di nascita, e ho subito l'uditorio che molto si rammarica degli attacchi all'alcol, eccetera, eccetera, facendogli notare questa cosa qua, che la Red Bull ha quest'anno 12 miliardi di fatturato come singola azienda e il vino italiano ne fa 13 in totale. Quindi domandarsi quali sono le pressioni che ci sono su Bruxelles perché si metta al bando il vino in quanto bevanda alcolica mi sembra una domanda pleonastica. Il problema qual è? È che non te lo chiedono i nostri politici perché succedono queste cose, capito? Ecco, ti stavo dicendo, ma secondo te la politica è in grado di difendere il settore primario agricoltura italiana? Diciamo che il nostro ministro Francesco Lollobrigida ci mette molta buona volontà, così come ci la mette anche Gianmarco Centinaio, ma il problema è di sistema, cioè noi non abbiamo un sistema Italia come quello francese, che se gli tocchi un prodotto sono pronti a scatenare la guerra nucleare. Poi abbiamo un sistema sostanzialmente ancora di imprese che si sentono suddite, che non hanno protagonismo, che si accontentano del successo momentaneo ma non sanno programmare il loro successo, e questo francamente a Bruxelles conta molto perché lì le lobby si fanno sentire, come capisci? Come la vedi? Come vedi il futuro dell'agricoltura italiana alla luce di tutto questo? Lo vedo molto, molto complicato, ma anche perché il bilancio comunitario sarà riscritto, la PAC verrà tagliata e chi farà la parte del leone come al solito sulla PAC saranno le agricolture del nord, in particolare la Germania, la Polonia, l'Olanda, cioè tutte quelle agricolture che sono estensive, non specializzate e che soprattutto hanno uno strettissimo rapporto con le multinazionali del cibo. La nostra agricoltura, che è un'agricoltura tra virgolette artigianale, di altissimo artigianato, fa una fatica doppia perché non è sorretta da un sistema complessivo. Ok? Ecco Carlo, ma questo assetto europeo, diciamo, dove le agricolture dei paesi del nord sono più forti o comunque vengono privilegiate, resiste ancora? È ancora attuale nei tempi? Esiste ancora, tieni presente che noi siamo sempre convinti, per esempio, che l'Olanda sia la patria della finanza o dell'high tech, che la Germania sia il paese delle grandi fabbriche. Sono le narrazioni globaliste che fanno comodo, ma in realtà se tu quei paesi li vai a viaggiare ti accorgi che per 3/4 sono periferie agricole a produzioni a bassissimo tasso di valore aggiunto, perché fanno patate, perché fanno barbabietole, perché fanno
pascolo per le vacche, perché fanno cereali a basso tenore proteico, ma sono talmente estese e come posso dirti, rappresentanti politici di questi agglomerati agricoli sono così forti che condizionano le scelte dei governi. La nostra agricoltura, che invece è fatta di specialità, di piccole aziende, di integrazione col paesaggio, di tutte le cose che sappiamo, non ha acquisito nella mentalità della politica. Carlo, c'è un'altra galleria, presumo che ci sia un'altra galleria. Intanto, aspettando che la galleria termini e riprendendo il discorso dell'agricoltura, ma c'è anche la finanziaria alla quale dare un'occhiata, ricordo che chi vuole intervenire può farlo chiamando allo 02 92 94 7222 oppure mandando messaggi via WhatsApp al 340 6709 659. Per quanto concerne il capitolo della finanziaria, il focus dell'agenzia ANSA, per esempio, è tutto sul bonus nuovi nati da 1.000 euro. La principale novità della manovra 2025, taglio del cuneo fiscale, accorpamento aliquote IRPEF, pensioni, carta dedicata a te, e poi vedremo tra poco gli altri contenuti. Stavamo concludendo, Carlo, un discorso sull'agricoltura. Io avevo introdotto anche il capitolo della nuova finanziaria, della nuova manovra. Comunque, la nuova finanziaria, secondo me, Giorgetti ci tirerà addosso le invidie del mago Silvan, perché è francamente un equilibrio contabile straordinario. Purtroppo è l'ennesima dimostrazione che l'Europa agisce non tenendo conto della realtà dei fatti. In che senso, Carlo? Sì, in che senso? Nel senso che il patto di stabilità nuovo è stato pensato come se non ci fossero le guerre, come se la Germania non fosse recessione, come se la Francia non gli fosse escluso il debito. Carlo, è tormentata la mattinata, ma intanto ne approfitto per passare... Come se l'Europa non fosse un paese che non fa figli e sta invecchiando, come se non avessimo un ritardo, non so se mi senti ancora. Sì, ti sento. Dicevo, è stata pensata tenendo conto esclusivamente del verbo tedesco del rigore, come se tutto quello che c'è intorno, le guerre, le popolazioni che invecchiano, il debito crescente della Francia, la Germania che finalmente ha scoperto di avere un sistema industriale fragile affetto alle nuove tecnologie, non ci fosse. E se tu hai quella gabbia contabile, tra l'altro con dei parametri messi non si capisce perché, cioè perché il 3%? Perché il rapporto debito-PIL al 60%? Perché? C'è un algoritmo, c'è un pensiero, c'è un teorema, c'è una funzione econometrica che ce lo spiega? No, non c'è. Perché un debito allo 0,5%, se tu non cresci, è più pericoloso di un debito al 10% se cresci del 12%. Certo. Il tema non è mai la cifra assoluta, è la cifra relativa. Certo. Allora l'Europa, invece di preoccuparsi di tagliare, di porre la percentuale del deficit, si dovrebbe porre il tema del perché non cresce. È crescendo che tu sterilizzi il debito, il deficit, eccetera, eccetera. È soltanto con una grande crescita che puoi far diventare sostenibile, capisci? Cioè, ma questo ai tecnici europei non risulta. Sarebbe l'uovo di Colombo, credo. No? Intanto abbiamo 2 telefonate in attesa. Le passiamo subito, una dopo l'altra. Pronto? Buongiorno Lisetta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io però volevo parlare dei partiti in Italia, perché sarebbe anche ora. Se non mi dispiace, se no metto giù la telefonata. Perché secondo me i nostri partiti in Italia ognuno pensa a se stesso. Allora, il nostro Salvini è tornato a proporre un ulteriore taglio, mi sembra, al canone RAI da 90 a 70 euro.
Poi c'è da aggiungere la famiglia Berlusconi, che adesso possono licenziare Tajani, secondo me, mettersi al tavolo loro. La famiglia Berlusconi, di conseguenza di Forza Italia, che rilancia con il suo progetto di legge sullo Iuscola e per l'integrazione degli immigrati, che la nostra Lega naturalmente paragona ad un dito in un occhio di Salvini. Non è nel programma, secondo me, non se ne parla nemmeno. Giorgia Meloni mi sembra guarda la scena dello scontro dei suoi due alleati e un po' media, un po' tace. Ha taciuto sulle elezioni austriache, tace sulla RAI, rimanda sulla cittadinanza media, sull'autonomia differenziata. Allora, se il centrodestra soffre, ma poi si ricompatta, mi sembra, in aula, e nella gestione del potere governativo, il centrodestra soffre e si divide forse definitivamente. Allo Stato Elly Schlein e Giuseppe Conte neanche si parlano, il campo largo viene considerato chiuso. E poi voglio terminare, il continuo scavalcamento a sinistra da parte del Movimento 5 Stelle mette in difficoltà il PD, anche se la segretaria, sempre la Schlein, continua a definirsi testardemente unitaria. Tutto qua, vi saluto e buona giornata. Bene, c'è da dire che la nostra Lisetta ha questa abitudine fantastica di prepararseli i pezzi, sono veri e propri editoriali scritti, preparati per la radio. Io credo che qualche giornale dovrebbe assumerla perché è una notizia politica. Infatti è una sintesi invidiabile. Allora, ce ne sono altre due di telefonate che le passiamo in serie, in successione. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto a Carlo. Carissimo Gianni. Allora, l'altro giorno sono andato alla cremeria di Sestri, qua, che è un piccolo negozio artigianale che fa dei gelati eccezionali. C'era la stracciatella di amarene, e ci ho detto, queste amarene qui da dove provengono? Da Cantiano, che è nelle Marche, nella provincia di Pesaro e Urbino. E da lì è nata poi una ricerca, eccetera, la ditta che lo produceva, che è un piccolo agricoltore, e queste sono le cose belle di chi produce e di chi vive e chi lavora in Italia. Ecco, sono queste le cose che fanno bene. Poi per tutto il resto basta vedere adesso la finanziaria che è stata fatta. Va a Bruxelles, te fai il compitino, poi ti dicono se ti va bene, se ti va male, senza far niente. Se non si recuperano i 14,3 miliardi dati al MES, che Claudio Borghi ha detto ma la Melona non vuol disturbare il manovratore, non andiamo da nessuna parte, perché il PIL cresce se si fa produrre e lavorare le piccolissime imprese, gli artigiani come Fabrizio De Sabio Chiese e tutte le realtà economiche dell'agricoltura e che c'è in questo paese. Se noi portiamo 16 clandestini con un pattugliatore che ci costa 250.000 euro, perché non ci siamo andati con un pulmino? Un pulmino lì in Albania? Allora, grazie Gianni. La terza telefonata è stata inghiottita dal nulla, quindi passo la parola direttamente a Carlo Cambi. Carlo. Allora, io ogni volta che parla Gianni da Genova sorrido perché lui è veramente, come posso dire, l'espressione del comune sentire delle persone. Quel povero agricoltore di Cantiano è un signore che passa il 38% del suo tempo sulle carte burocratiche. Questa è la vera malattia del paese. La seconda considerazione è il MES è già morto, lasciamo stare lì che a qualcuno non gli venga in mente di resuscitarlo. Okay? Poi quanto ai migranti, per come sente questo paese, sapete che cosa avrei fatto io? Non nel centro, in Albania, avrei fatto delle corse regolari di traghetti con dei bei Frecciarossa e li avrei depositati in Austria, in Francia, in Spagna, in Germania, in Olanda. Dopodiché nessuno ci avrebbe potuto accusare di essere crudeli, cattivi, di essere incapaci di accogliere, perché noi avremmo detto guardate che noi vi facciamo addirittura la crociera, però il problema è di tutti. Ecco, io credo che la mossa della Meloni, dei CPR in Albania, sia da un certo punto di vista una iniziativa, come posso dire, di efficace stimolo all'Europa,
ma dal punto di vista della soluzione pratica del problema non incida minimamente. Ma questo credo che lo sappia Certo. tranquillamente anche il No, governo. però si dice che però no, interessa anche la sinistra europea, è un modello interessante, le frontiere europee, eccetera, eccetera. Infatti io ti sto dicendo, dal punto di vista emblematico, non dico nemmeno simbolico perché è qualcosa di più del simbolico, è probabilmente una strada da indagare, ma il tema rimane un altro. Il tema vero, il nostro governo l'ha affrontato col sedicente piano Mattei. Ma perché quel pezzo di programmazione di andare in Africa a contribuire allo sviluppo africano non viene preso in considerazione? Lo sai perché? Perché vai a disturbare i cinesi e in questo momento di straordinaria fragilità del contesto internazionale, disturbare i cinesi non piace a nessuno. Carlo, abbiamo 5 minuti, 3 telefonate e qualche messaggio da leggere, per cui dobbiamo andare rapidissimissimi. Sentiamo le 3 chiamate in successione. Pronto? Pronto? Buongiorno, vi prego la sintesi massima. Buongiorno. Sì, buongiorno, Dario, mi chiamo Dario da provincia di Treviso. Volevo dire, l'Europa non cresce, però c'è qualcuno che cresce. Cioè, grandi gruppi di investitori crescono ovunque. Grazie alla Germania hanno smontato un po' le economie di quasi tutti gli altri paesi, facendo credere alla Germania che per lei ci fossero dei buoni introiti, diciamo. Adesso molto probabilmente i prossimi affari si faranno in Cina o in India e quindi l'Europa viene completamente finita sotto questo punto di vista. Le lobby, come diceva prima, sono quelle che hanno fatto degli stati, degli involucri in cui loro fanno i loro profitti. Grazie, vi ascolto per radio. Non sto sentendo niente. Beh, comunque passiamo alla prossima telefonata. Allora, ne abbiamo 3 in fila, quindi la seconda. Pronto? Buongiorno, sono Marco da Mantova. Questo lo sentiamo chiaro e netto. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, alcuni giorni fa c'era un'illuminante intervista a Sapelli su un sussidiario, il quale diceva una cosa che io avevo sentito ancora 20 anni fa. L'Europa serviva a Stati Uniti e Gran Bretagna per contrastare la Russia. Ora che la Germania poi si è messa a collaborare con la Cina, quindi il progetto anglo-americano è sempre stato quello di distruggere la Germania. Qualcuno diceva ridurla come un campo di patate. Ci sono riusciti. La battaglia si svolgerà naturalmente sempre sul territorio europeo, che sia economica che sia bellica, perché gli Stati Uniti hanno ormai nell'obiettivo la Cina. I gerarchi europei non hanno fatto altro che seguire quello che hanno detto gli Stati Uniti negli ultimi 20 anni e fare una politica statunitense che però non è adatta all'Europa. Questo è quello che penso io. Noi siamo terzisti della della Germania, distruggendo la Germania distruggono anche l'Italia. Ciao a tutti e grazie. Bene, allora abbiamo l'ultima telefonata e poi leggo un paio di messaggi via WhatsApp. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Kenarca, buongiorno. Sono l'urlatore presente, quello che urla sempre, no? Sì, che poi presentissimo. dice che cambi, che dice che non sente la mia voce, eccetera, non si capisce. No, cerco di parlare calmo stavolta, no? Sì. Cioè, io mi domando, guardi, perché non ne parlate tanto un po' anche di questa mafia? Perché non parlate più di mafia? E dell'antimafia? E dei 5 Stelle? E del Scarpinato? E tutto quello che viene fatto in qualche modo contro l'autonomia? No, chi è che ha paura dell'autonomia? Perché liberano i mafiosi? Non è che hanno bisogno anche della mafia per combattere contro l'autonomia? Parliamo di questi problemi! Chi è contro l'autonomia che libera le società, libera le realtà, chi vuol fare, libera, dà un contributo, libera questo. Grazie amico urlatore, grazie, sei un mito, sei un personaggio di questa radio storica. Che la mafia sia contro l'autonomia, questa mi giunge nuova. Più c'è autonomia, più la mafia è contenta. Che discorso è? Vabbè, andiamo avanti. Addirittura avevano accostato la mafia a Miglio, pensa un po', tanti anni fa, no? Ma comunque. No, ma figurati, cioè, voglio dire, la Sicilia indipendente è stata una delle grandi opzioni che la mafia ha sviluppato. Diciamo bene, vabbè. Comunque, Carlo,
Ti passo, no, dopo, prima di affrontare il capitolo Germania, ma in un minuto solo, perché tanto ci rimane. Allora, ti giro 2 messaggi. Uno volgare, ma divertente. Allora, anno 78, scrive Giovanni, ero studente a Genova, finanziaria il tema. In piazza Caricamento sale sul pullman un anziano, dice a voce alta, cambiano i cazzi, ma i culi rimangono sempre gli stessi. E parte un applauso. Il secondo messaggio invece è di Gianni da Roma. Abbiamo avuto un centrodestra che nel governo Berlusconi ha avuto maggioranza così schiacciante da poter attuare ogni riforma. Eppure per pavidità o ricerca di benevolenza, mai poi trovata, quella della giustizia, madre di tutte le riforme, non l'ha mai fatta la riforma della giustizia. Abbiamo adesso un altro governo di centrodestra, ma a 2 anni di distanza chiacchiere e zero fatti. Dai governi di sinistra reciprocamente funzionali ai magistrati, ovviamente è inutile sperare qualcosa. Caro Carlo, dobbiamo rassegnarci al fatto che l'unico potere reale nel nostro paese sia quello togato, domanda Gianni da Roma, e ti lascio un minuto per tutto quanto, Carlo. Allora, sul potere togato purtroppo è vero, ma mi dispiace che voi non parliate mai della Presidenza della Repubblica in tutto ciò. Cioè lì c'è un tema, c'è un problema, che non vengono esercitate le prerogative del Presidente del CSM, che non tiene sotto controllo la magistratura. E vabbè, e questo però è un capitolo talmente ampio che insomma affrontarlo così è. Volevo dire una cosa sulla Germania. Io non sono affatto convinto che la Germania non ci abbia messo del suo. I tedeschi ci hanno messo molto del loro, e se è vero, come dice Sapelli, che noi abbiamo eseguito gli ordini degli americani, vi faccio una domanda: com'è che tutti applaudono a Mario Draghi e lo ritengono un salvatore della patria? Perché allora bisogna mettersi d'accordo su questa cosa. Perché se è vero che siamo sotto controllo americano, l'uomo più deputato a controllarci si chiama Mario Draghi, e allora mi dovete spiegare perché lo applaudite tutti. Carlo, dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio come sempre, è stata una puntata itinerante, un po' avventurosa. Un po' incasinata, però bella, dai. Però bella, viva, vivace come sempre. Gli scorretti sono così. Grazie mille a Carlo Cambi. E arrivederci. Ciao. Grazie Carlo. Grazie davvero. Intanto facciamo una piccola pausa musicale, calendario alla mano. 16 ottobre oggi 1969 nasceva a Waco, Texas, Stati Uniti, Roy